Buongiorno a tutti, io non sono il padrone di casa, sono solo il direttore della scuola perché siamo un'associazione di paracadutisti. Vi auguro una buona giornata, poi se vi interessa vi spiegheremo un attimino cos'è il paracadutismo e niente, tutto qua, buon divertimento. Il focus group disabili in questa iniziativa. Innanzitutto anche della loro presenza l'assessore alla cultura Cecilia Bergaglio, il presidente del CSP Ippolito Negro e naturalmente il primo cittadino di Novi Ligure, che inviterei a venire un attimino qui sul palco per portare il suo saluto. Grazie Bruno, buongiorno a tutti. Credo che una giornata più bella di questa non si potesse scegliere, quindi il tempo sicuramente aiuta in questo luogo straordinario. Devo dire che molti novesi passano qui su questa strada e non sono mai entrati dentro l'aeroporto, dentro questo meraviglioso luogo. E quando si entra ci si rende conto della bellezza, della straordinarietà di questo luogo che abbiamo a fianco della nostra città. Oggi è una bellissima iniziativa che permette ai ragazzi di essere qui con voi e grazie davvero dell'ospitalità. Come amministrazione comunale abbiamo subito accettato l'invito che ci è stato fatto di aiutare all'organizzazione di questa giornata. Siamo noi che ringraziamo Bruno per il suo impegno per organizzare insieme alle associazioni questa giornata, ma anche per l'impegno che ha assunto in questo ultimo periodo come disability manager della città di Novi, e credo che questa sia stata una scelta importante per l'amministrazione comunale per avere un'attenzione nei confronti delle persone che hanno qualche problema in più di noi. Quindi grazie per questa meravigliosa giornata e appunto buona festa e buona giornata a tutti. Grazie. Allora, di buona volontà, che si sono naturalmente impegnate durante questo periodo, chi ha organizzato per la focaccia, chi per il salame, insomma è tutto autofinanziato tutto quello che vedete, ed è una cosa a cui tengo moltissimo sottolineare. Siccome abbiamo la Cecilia Bergaglio, che oltre a essere assessore alla cultura è anche la persona che naturalmente presta particolare attenzione sulla raccolta differenziata, perché è anche responsabile di tutto quel settore, mi raccomando, avete a sinistra abbiamo messo un contenitore per le bottigliette di plastica, mentre laggiù in fondo per l'indifferenziata, quindi cerchiamo di aiutare pure noi in questa attività. Ringrazio, ho detto, tutti quanti, ci sono negozianti che ci hanno offerto delle cose, non entro nei particolari perché sennò rischio di perdermene qualcuno. Quindi vi ringrazio veramente tutti, degli amici che sono stati fino all'ultimo momento, chi patatine, salami, insomma sono contentissimo di quello che è successo per questa mattinata. A questo punto lasciamo la parola un attimo a Davide. Dov'è Davide? Davide, in partenza gli aerei, l'aereo. Adesso praticamente salgono dei paracadutisti, abbiamo due che si lanciano a 1200 metri, poi gli altri arrivano a 3000, tra cui c'è il nostro istruttore che è quello là con la tuta azzurra, che farà dei test a un allievo. Darà un minuto il lancio e poi vedremo i paracadutisti saltare fuori e fare i loro esercizi, più o meno. Va bene, 5 minuti e mettiamo in moto. Autonomamente, e loro poi faranno i loro esercizi di atterraggio. Ci sono due persone che sono su per divertirsi e altre due persone che sono proposte da un istruttore, il nostro Paco, e Andrea, un allievo, che deve fare delle prove di stabilità che lo porteranno più avanti a avere la certificazione e la licenza. E quindi sarà poi un paracadutista a tutto tondo, libero di intraprendere questa attività in quelle che sono le moltissime sfaccettature. Allora ricordiamo che questa è un'associazione sportiva
Noi qua siamo interessati ad avere più gente possibile, c'è la possibilità di fare dei lanci in tandem, c'è la possibilità di venire qua, fare qualsiasi tipo di domanda, informarsi su quelle che sono le nostre attività e quello che può portare alla pratica del paracadutismo. Due piccoli cenni, giusto per avere un'idea un pochettino più chiara di quello che può essere il paracadutismo. Il paracadutismo può essere svolto sia in una maniera chiaramente testate, omologate e con caratteristiche di sicurezza tutte particolari. Usciranno dall'aereo con il nostro amico che farà il video, faranno la loro caduta libera, ci saranno le fortissime sensazioni del vento sulla faccia, questa sensazione che non è di caduta nel vuoto ma è in realtà un appoggio su un cuscino d'aria. Ci sarà poi l'apertura di questo paracadute, la vedremo atterrare con il nostro pilota che la porterà qua davanti e la appoggerà delicatamente come sanno fare le persone così esperte. Questa possibilità, di questa esperienza è aperta a chiunque, basta venire poi qua, informarsi, parlare con il nostro Presidente. E siamo lieti di accogliere persone che vogliano avvicinarsi a questo nostro sport. Abbiamo un gazebo qua a fianco dove ci sono dei nostri amici che stanno facendo delle fotografie, se qualcuno vuole vedere, volesse una fotoricordo, può andare a controllare un attimino e da qui a fine giornata sono a vostra disposizione anche loro. Inizialmente stiamo sull'angolo a destra, quindi poi vediamo che devo fare più venite qua con me? Flavio, a ballare. Se me ne vado, me ne torno via lui, Dov'è Luca? No, perché noi abbiamo portato i cucini in casa. Papà mi portava sempre la bambina, poi la
Noi oggi vedremo, stavo dicendo, dei paracaduti ad ala. Questi paracaduti hanno la particolarità di poter essere direzionati, quindi quando uno fa il suo lancio si diverte, sta in mezzo al numero. Mario Bianchi aveva detto che stava all'ultimo l'anno scorso, che ci siamo incontrati in via Mazzini. Diciamo che fa poi i baffetti, quella specie di biffetta che stai lì, sei un po' di moscone. C'era una batteria qua. Adesso poi si sveglia Era lì. Io ho messo la maglia. Allora, un piccolo aggiornamento. Ecco qua, il nostro allievo è stato a fare la manovra di avvicinamento alla pista di atterraggio. Questa manovra si chiama circuito, vedete che tira delle leve e con quelle riesce a gestire l'andamento del proprio paracadute. L'esercizio di atterraggio è quello di riuscire, e non è assolutamente facile, a calcolare quello che sarà il punto dell'atterraggio. Ora si è messo chiaramente contro vento, in modo tale da rallentare il più possibile il paracadute. Questa è la cosa principale. Ok, è arrivato terra. Eccolo qua. Palla questa. Ecco che stanno arrivando gli altri, vedete che fanno delle manovre, non sono casuali, sono manovre che servono a gestire la quota per arrivare poi a quella scelta per iniziare il circuito d'atterraggio per diventare. Queste sono vele già più piccole, per persone un pochettino più esperte. Ora gli vediamo l'istruttore proprio per terra, esattamente. La ghiaia ha giocato un brutto scherzo. Grande Renato, eccolo. Adesso arriva la nostra Michela. Bravissima, la ghiaia purtroppo, la ghiaia non aiuta.
Bravissimo Andrea. I can still feel the breeze that rustles through the trees and whispers memories of days gone.
in qualche modo. Adesso stanno tutti quanti guardando la manica dentro per gestire quella che è la traiettoria del atterraggio. Bravissimo! Ecco un altro, anche lui completamente contro vento, ma come se è scivolato e ha atterrato vicino al suo amico. Come vedete il paracadute tandem è molto più lento nella caduta proprio per dare il massimo del comfort e della sicurezza al passeggero. Bravissima! Fatto la capriola! Buonasera! Brava Enrica, c'è anche un bastone, se lo vuoi, lo vuoi? Daglielo, Dammi, apri, questo è importante. cosa ti serve? Non si capisce. Dopo questa parola che hai dato. Dopo questo, per muovermi! La difficoltà mica è far questo, è vivere tutti i giorni. Assolutamente sì. Brava Enrica, davvero. Grazie. Accompagnatela in là che io così recupero un paracadute. Brava sì! Ecco il pilota tandem che ha volato con la nostra amica Erika. No! Tu vai, praticamente strisciamo perché siamo proprio appicciccati, strisciamo fino alla porta. Non la conoscevo neanche Finisco di raccontarti. Ma il momento del lancio com'è? È bello ma capisci poco. Quindi fa 1, 2, 3, fai la capriola e voli giù a caduta libera. anche la capriola. Quando vai fuori dall'aereo. Quando mai ti Io credevo così. E quando fai così poi vai giù proprio Ma vai giù senza niente. Sì, e poi apri il paracadutino di sicurezza e devi sempre stare così e coi piedi più alti. E poi una volta che hai aperto quello, quando Quindi prima il paracadute di sicurezza. Il volo è una bellissimo, il volo poi è bellissimo. Lo muovi, lo apri. Sì. Portiamo le tre paracadute. E l'atterraggio? E l'atterraggio devi finire qua, lì e tirare su. Ormai si aspetta il prossimo quando? Presto! Quanto fa? Bravissima la nostra Erika volante. Mi sembra divertita.
bravissimo, mi ha fatto stare tranquilla, la capriola all'inizio, poi tutto questo vento che sembrava di essere in una turbina e poi il volo col paracadute aperto, bellissimo, un senso di libertà incredibile. Questo vuole essere il lancio di oggi, ok? Come volete voi. Scendete per ultimi. Comodo un seggiolino perché tutto il pipistrello di qua e si mettono a fare qua di arrivano sì, ma dai, questo è l'oggetto. Anche questi, vedi questi che quando vanno via ricordano qui è quello che va al Fumogeno. Sì. perché pensa che il regalo mi hanno già spiegato quante macchine a pensare noi eravamo facciamo neanche il esatto. Va bene, perfetto, ok, ciao. Siccome è bello noi siamo dati col treno veloce, tiene in nave, tiene in treno, macchine Fernanda andiamo a vedere non abbiamo rischiato perché tanto poi scende, fa benzina, quindi
Ragazzi, c'è l'aereo! Infatti vai un po' più indietro, fai un passo dietro, guarda qua. Corridi. Solo lì, così, perfetto. Luca, non sei sul gabinetto. No, faccio la foto. Vieni, Pietro. Pietro. Batti. Mirko, tu sei di troppo. Basta, dai, se no... Stampa giornale? No, domani. Mettiamo la stampa giornale la foto. Vai, tranquillo. Mettiamola la stampa. Guarda Claudio. Mettiamo la stampa no? Batti. Saluta. Ok. Aspetta, fai così, gira. Sali, perfetto. A te, fai dietro il pilota. Aspetta, E ti tieni bello forte. E ti tieni, ecco lì c'è la maniglia, ma quanti stati? Togli dalle mani che devi salire il pilota. Ti siamo uno. Vai, e adesso tocca alla Michela. Come lo guardo? Sicura Michela? La guidavo io comunque, io aspettavo che facesse salire per fare la foto. E Ha detto, adesso... Ma ne facciamo due visto che siamo. Eccoli, togli che bello. Allora, ti puoi deve andare dove vedono le ragazze.
Che c'entra? Chiamano? Porca miseria, sono tutti. Vai. E mettiamo sta a mangiare, cavolo. E mettiamo? Forza Luca! Mettiamo? Com'è? Ti è piaciuto? Penso non voglio scendere più. Mi è piaciuto. Per il centro down dicendo, sì. Così vediamo la televisione. Così vede e facciamo la stampa. No? Questa è la bella cosa. A vedere. No? Questo è molto bello. Dai braccio al pilota. È il tuo amico, dai! No, pianta lì! È andata Boba? Dovete guardare il panorama! Chissà che panorama da là in alto, Gloria! Com'è? Come è stato? Bello! Boba, come è stata Boba? Come è andata? È andata bene? Bravo!